Un saluto a Giuseppe Napoli, ben ritrovato Presidente. Per quanto riguarda Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, importanti novità negli ultimi giorni per quanto riguarda l'associazione, no Presidente? Sì, più che una novità direi è la conferma di una impostazione che è partita nel 2019 e si sta realizzando sempre di più. Si tratta del progetto FVG in Movimento, 10.000 passi di salute, iniziato alla fine del 2018, inizio 2019, con un piccolo finanziamento che la Direzione Centrale Salute ha accordato alla Federsanità, con l'impegno da parte di Federsanità di coinvolgere il maggior numero di amministrazioni comunali possibili. Il progetto si sostanzia nella realizzazione di tracciati pedonali in ogni comune, accessibili, quindi non solo alle persone con abilità ma anche a quelli con disabilità, e soprattutto che possono mettere vicino l'idea del movimento accanto all'idea del recupero della storia, delle tradizioni locali e anche la valorizzazione dell'ambiente. Questo, che è nato quasi come una scommessa, ha consentito in 3 anni e mezzo circa di raggiungere i seguenti risultati. Al primo bando oltre una trentina di comuni, il secondo bando altrettanti, e nell'ultimo bando praticamente si è realizzato il massimo dei comuni coinvolti e siamo arrivati a quota 91 comuni per 78 percorsi realizzati, perché ci sono alcuni percorsi che sono tra più comuni e quindi sostanzialmente il numero dei comuni non si sovrappone in maniera automatica, in quanto il tracciato è unico per più realtà Certo. comuni. Ecco, la cosa importante da sottolineare è che immagino tutte le amministrazioni comunali del territorio abbiano tranquillamente aderito, no? Direi che se pensiamo che tutta la regione ha 215 comuni, il fatto di essere arrivati a 91 comuni significa dal punto di vista numerico 42-43% del numero dei comuni. In termini di popolazione coinvolta siamo oltre la metà, in termini di territorio siamo oltre la metà dei comuni interessati, ma il dato più interessante è che siamo con il 54% dei comuni che hanno persone dove vivono ultra 65 anni, e un altro aspetto che ci ha un po' colpito è il dato dei minori di 15 anni. Pensavamo fossero in pochi, invece anche lì questi comuni rappresentano sostanzialmente oltre il 50%. Segnale molto incoraggiante, perché il movimento è rivolto soprattutto alle persone che hanno superato i 50 anni, per essere molto chiari, ma il movimento fa bene a tutti indistintamente. E direi che dopo Covid fa bene soprattutto ai giovani, soprattutto ai ragazzi, perché come dire, c'è stato un cambio di stile. I ragazzi si muovevano molto di più prima, adesso sono molto più chiusi in casa, molto più dipendenti da video, da monitor, da cellulari, e molto meno disposti a camminare. Quindi Certo. l'idea che Possiamo dire che questa iniziativa serve non solo a far rispettare la salute, ma anche, diciamo così, a riprendere i sani stili di vita che tutti più o meno facevamo prima della pandemia, no? Come lei giustamente ha sottolineato. Ma direi proprio di sì, la pandemia ha dato una svolta. Ricordo ai telespettatori che noi abbiamo cominciato a inaugurare i primi percorsi in piena pandemia, quando era possibile solo fare iniziative comune per comune, e addirittura pregavamo le persone di non partecipare perché c'era il divieto anche di uscire, eccetera. Bene, siamo partiti da quella fase con la mascherina, quasi scoraggiante, perché queste iniziative invece hanno come taglio quello della partecipazione, e proprio ieri siamo stati a Pulfero, e con nostra grande gioia, in un comune che ha poco più di 1000 abitanti, abbiamo visto mettere vicino altri 5 comuni, ma soprattutto abbiamo visto mettere vicino decine e decine di presenze con rappresentanti di associazioni, rappresentanti del volontariato. È esattamente lo spirito dell'iniziativa. Questa non è una medicina, tra virgolette, non è che uno cammina perché serve per sopperire ai farmaci, cammina per prevenire soprattutto, cammina per star bene, cammina per riconciliare i rapporti con gli altri, cammina soprattutto perché dietro ogni azione di movimento c'è quasi certamente un allentamento dei rischi che ognuno di noi può correre
a livello cardiaco, a livello respiratorio, a livello muscolare e quant'altro, soprattutto dopo i 50 anni. Beh, Presidente, non resta che dire complimenti per la bella iniziativa. Probabilmente siamo anche i primi, no, in Italia, perché solitamente il Friuli è quello che fa i test e poi gli altri in un certo senso cercano di copiarsi, ma non sempre dal verso giusto, no? Ma a costo di sembrare autoincensanti, nel senso che ci autolodiamo, sì, è vero, siamo i primi in Italia, siamo i primi che hanno adottato questo format, non i primi ad avere percorsi comunali, ovviamente, perché ogni realtà regionale può averla fatta, ma la cosa più difficile era quella di mettere vicino questi percorsi e di farli stare in tutt'uno. Noi l'abbiamo raccolto anche con una pubblicazione. Per chi è interessato può andare sul sito di Federsanità ANCI FVG e trova il link e può scaricare anche tutti i percorsi e anche le storie delle realtà che va a visitare, così come può andare anche sul sito della regione Invecchiamento Attivo, dove sono pubblicati evidentemente anche questi percorsi. Ultima cosa, ma non ultima, questo format è piaciuto anche agli amici della vicina Croazia perché un progetto, il progetto Take It Slow del programma Interreg Italia-Croazia, ha adottato questa iniziativa, l'ha fatta diventare propria e l'altro giorno si è conclusa la fase iniziale proprio a Lignano con l'inaugurazione del secondo percorso e con una conferenza stampa e video incontro con gli amici della Croazia che hanno dimostrato di essere interessati, curiosi e stimolati da replicare nelle loro contee queste iniziative. Quindi mi pare che non siamo, tra virgolette, soltanto i primi in Italia, ma siamo sicuramente un modello anche fuori dai confini nazionali. Presidente, grazie per il suo intervento e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi e buona trasmissione.